Allora, ringrazio gli organizzatori per questo incontro. Mi sembra di essere alla NASA qua, si studia il passato, non i pianeti da esplorare lontani milioni di anni luce, ma il proprio passato per costruire un futuro, per valorizzare la propria storia, la propria identità. Quindi io qua purtroppo ho l'ingrato compito di parlare di soldi, ho l'ingrato compito di parlare di economia e di quello che può nascere da una cosa di questo genere. Allora, intanto vi posso dire, mi occupo di ricerca e sviluppo dal 93 nel turismo e da qualche anno lavoro per l'Università di Udine, mi occupo di ricerca e sviluppo, proprio di progetti pilota nel turismo. E questo tema mi è stato sottoposto, abbiamo discusso con una studentessa del corso di laurea di Scienze Tecniche e Turismo Culturale qualche anno fa, e lei poi ha deciso di farci una tesi sopra, e da lì è nato l'interesse e la curiosità. Poi Francesco Frattolin mi ha coinvolto e mi ha chiesto di imbarcarmi in questa avventura. Quindi velocemente cercherò di ragionare insieme su quali sono i punti più importanti di un qualcosa che può portare da una notizia di cronaca a un prodotto. Innanzitutto una cosa importante è che si inizia a parlare di questa... si può aprire per cortesia non è il mio computer, si può aprire la finestra per cortesia? Sì. E questa è una delle cose più importanti. Considerate una cosa nel turismo. Nel turismo, secondo Bernard Kovac, che è uno dei papà del tribal marketing, quello che si applica a Facebook, alle community in internet, oltre il 51% delle persone cercano radici, dei turisti, cercano radici, tipicità, autenticità. Se non diamo queste tre cose scontentiamo più di un cliente su due. L'OMT, Organizzazione Mondiale del Turismo, ci dice invece che per i turisti internazionali oltre il 62% cerca di vedere, fare e imparare cose nuove. Quindi se noi non facciamo questo di cui stiamo parlando oggi, scontentiamo più di un turista internazionale su due e più di un turista per motivi culturali su due. Quindi bisogna imparare a non scontentare la maggior parte dei turisti, fondamentalmente. Che cosa dobbiamo fare? Per passare da questa notizia di cronaca a un prodotto è fondamentale quello che avete già iniziato a fare, un momento, un evento nel corso dell'anno, un giorno, in cui si celebra, si ricorda il momento dell'incontro tra i due protagonisti o un momento importante. Questo evento è quello che può diventare quello che può essere un grande evento che dà visibilità a tutta una serie di iniziative, di attività e di servizi che funzionano per gran parte dell'anno. Un po' come la Barcolana dà visibilità al prodotto Vela, Trieste Vela, un po' come Friuli Doc dà visibilità al Friuli per la gastronomia, così questo momento può diventare il momento in cui Udine e il Friuli vengono citati da quotidiani nazionali e internazionali in Europa e fuori come luogo in cui è nata questa storia e come luogo in cui si possono fare delle cose nel corso dell'anno. All'interno di questo vanno organizzati delle attività, dei piccoli weekend, magari per l'ultimo weekend del mese, dei mesi successivi, da marzo fino a ottobre. Fondamentalmente sono dei mesi, delle occasioni a tema di fronte alle quali le agenzie che si occupano di turismo possono creare quelli che si chiamano pacchetti. Vieni in Friuli, scopri Udine attraverso un pacchetto che si sa già è calendarizzato per ogni ultimo weekend del mese, da marzo a ottobre, e l'evento dà visibilità a questi pacchetti e i pacchetti danno visibilità all'evento. Ma la cosa più importante, o forse la cosa più importante, è la possibilità, la necessità di dare dei servizi su richiesta, no? In tutti gli altri mesi dell'anno. Questo è un prodotto che può funzionare per 12 su 12 mesi all'anno, non ha nessun tipo di stagionalità ed è una delle cose più importanti del prodotto turistico. Che cosa vuol dire creare un prodotto che è stabilmente competitivo o una filiera stabilmente competitiva? Secondo gli approcci economico-manageriali esistenti tra i più recenti, poco seguiti in Italia però recenti e importanti, si può far sì che nasca qualcosa di difendibile da qualsiasi altro competitore, possa uscire in Veneto, in Austria, ovunque, in altri paesi romantici, no? E quindi si può difendere questo da chi ha anche più risorse economiche di noi, se si dispone di risorse che hanno dei requisiti di qualità importanti, che sono il valore dato dal mercato turistico a questa proposta,
la rarità, non ce ne devono essere tanti in giro simili, la difficoltà di imitare quello che si sta facendo e la difficoltà a sostituire quella storia con un'altra simile per produrre gli stessi tipi di risultati. Non entro nel merito, però mi sembra che il valore, l'idea piaccia, la rarità, non penso che saltino fuori storie simili nel Triveneto nel corso dei prossimi mesi, spero di no, ma sicuramente una fase di ricerca può essere fatta in questo senso, ci sono storie simili. La difficoltà di imitare questa cosa, e sappiamo che le radici storiche, le vicende storiche sono per loro natura difficili da imitare, non si possono tutt'al più sostituire con altre. Quindi andrebbe ragionato su questi aspetti per costruire una filiera. Non prendete paura, le risorse rare, quindi di valore, rare, inimitabili e non sostituibili, sono quelle che vedete qui a sinistra. Il mercato turistico è quello che chiede i servizi, qua va definito un accordo, un progetto, un programma, un qualcosa, un ALC, un'agenda di lavoro, cose da fare, e vanno coinvolti tutta una serie di soggetti, dallo studente che ha fatto la tesi di laurea, alla guida turistica, all'esperto di aspetti tipici locali che ha fatto la ricerca, che può coinvolgere e affascinare le persone singole, non imprese. Vanno coinvolte le aziende del territorio, non soltanto quelle di cui parleremo dopo del turismo, vanno coinvolte le aziende artigianali, le aziende che producono prodotti dolciari, vanno coinvolte una serie di aziende, vanno coinvolti quelli che stanno sopra la località e sopra la vicenda stessa, come promoturismo, i consorzi, le agenzie di incoming, tour operator. Chi lo fa? Qualcuno che ha un interesse anche diretto, culturale, economico, affinché questo succeda. Possono essere il comitato e i comitati che organizzano l'evento, il decisore pubblico della località di Udine, ma anche dei comuni in cui si svolta la vicenda storica, perché è chiaro che Udine può diventare l'epicentro di una serie di percorsi, no? Un po' come la Margherita, no? Partire da Udine per collegare i vari aspetti. I gestori di alloggi che hanno delle caratteristiche che li rendono adatti per questo, quindi mi viene in mente i Chocolate Hotel di Perugia, in cui tutto è tema di cioccolato, no? Ecco, quindi in cui c'è qualcosa che ci riporta a questa storia, e gli addetti alla ristorazione. Questa è un po' la filiera da ricreare perché questo prodotto venga a operare, a vivere sul territorio, che a questo punto è Udine, è anche più ampio della città. Per fare che? Per creare innanzitutto prodotti nuovi. Uno di questi è il prodotto matrimonio, prodotto wedding. Allora, questa storia, io alle volte lo dico anche agli studenti, l'economia, lo dice il premio Nobel Amartya Sen, si è occupata poco di cose importanti, come la famiglia ad esempio. In molti casi l'economia non si è occupata di cose molto importanti come la passione, come l'amore tra le persone. Allora, qui siamo di fronte alla possibilità di creare un'economia basata sul sogno di due persone, che spesso è il sogno di una vita, sul sogno di due persone di vivere insieme e di organizzare, di vivere questo momento in maniera speciale. In Italia ci si sposa sempre meno, per fortuna all'estero è il contrario e sempre più spesso si sceglie l'Italia. L'Italia è davanti alla Francia per viaggi, per matrimoni. Il prodotto matrimoni è quello che diciamo così si viene a creare quando alla ristorazione, ad altri vari servizi, trasporti eccetera, si aggiunge anche l'alloggio, quindi si viene da fuori. Ovviamente non si dice di no a chi vuole organizzare matrimoni a Udine nei luoghi di Lucina e Luigi. I paesi principali competitori sono Francia, Spagna e Grecia, noi siamo davanti a questi. I principali mercati di riferimento sono Cina, Giappone, America e Russia. L'Italia, torno a dire, è un business che vale oltre 315 milioni di euro all'anno ed si presta per certi tipi di sviluppo. Di fronte a questo abbiamo una possibilità, quella che è di creare il cosiddetto volano, un volano. Molti di noi le hanno sentito nominare il volano. Che cos'è un volano? Fondamentalmente è una situazione in cui appunto a partire da un certo punto zero si crea una cosa nuova, si crea visibilità sul mercato, i giornali cominciano a scrivere, le televisioni, la radio eccetera, ci si organizza perché da questo si passi a un maggior aumento delle prenotazioni per i servizi core nel turismo che sono alloggio e ristorazione, ci si organizza perché a questi vengono agganciati altri servizi sul territorio, perché i benefici siano diffusi sul territorio,
e ci si organizza perché le maggiori entrate che vengono generate contribuiscono a tutelare le risorse che sono valorizzate, tutelare i beni storici, i luoghi, i monumenti che furono parte della storia di Lucina e Luigi. Questo è un processo di sviluppo, è un processo che ha del mistero attorno a sé. Questa è una spirale logaritmica, la sezione aurea è presente in molte forme di natura, è un processo di sviluppo che tende all'equilibrio. Certo è che non è una strada ovviamente in discesa, questo però è la possibilità che c'è di fronte a questa storia. La proposta che si può fare di fronte a questa storia è quella di quindi creare un accordo, una convenzione, un accordo di programma o un contratto, se vogliamo, va di moda anche questo termine, ma di fatto un accordo di programma tra chi lavora questo, perché si inizino a fare queste cose in maniera sistematica, numero uno. Numero due, per chi è interessato, proporrei anche al Comune di Udine di organizzare un'uscita a Verona insieme per vedere che cosa può generare l'economia di Giulietta e Romeo, che cosa sta generando e che cosa potrebbe iniziare a generare a Udine. Grazie.